ed eccoli i componenti di questa bella famiglia, è anche il caso di dire che una famiglia vera, una famiglia fatta di affetti e di passioni per il ballo, e come vedete una bella famiglia numerosa, quella di Ovodda, quella di Orohone, è l'associazione culturale che ha tutto questo patrimonio del vestiario, della Barbagia, di questo centro, tutti gli elementi differenti. Io ho visto una mostra etnografica organizzata a Ovodda e mi ha impressionato per la quantità di elementi autentici, e quindi insomma vuol dire che c'è un bel rapporto con le tradizioni popolari. E in Sardegna spesso si diceva proprio sul ballo, il ballo tundu, è il ballo della comunità, ma ciascuna comunità in qualche modo lo faceva proprio e lo faceva unico, e con Antonio Mattu a Ovodda diventa il ballo tundu unico perché è il ballo tundu ovoddese. Guarda se a posto.